L'esplosione dell'11 dicembre scorso a Ravanusa sarebbe stata provocata da una rottura della rete del metano sotto l'abitazione proprio del professor Pietro Carmina, una delle 9 vittime della tragedia. E quanto emerge dalle operazioni di scavo avviate giorni fa dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che avrebbero individuato proprio in quel punto una piccola bolla di gas. Dopo 2 giorni di operazioni peritali, spiega il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, i consulenti tecnici del pubblico ministero, unitamente a quelli di Italgas, sotto la supervisione del procuratore aggiunto Salvatore Vella e con la partecipazione del collegio difensivo, hanno così individuato tramite delicati scavi meccanici un punto esatto della rottura della rete di metano al di sotto del manto stradale di via Trilussa, in prossimità proprio dell'abitazione del professore Carmina. Si ipotizza, spiega il procuratore Patronaggio, una perdita di gas della rete di distribuzione del metano che ha creato quindi un accumulo sotterraneo spostandosi nelle abitazioni limitrofe. Le operazioni tecniche, con l'ausilio dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Agrigento, del nucleo investigativo antincendio e del gruppo Movimento Terra di Direzione Sicilia, proseguiranno anche nei giorni successivi. Nell'inchiesta della Procura di Agrigento, che ipotizza i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo, sono indagati come atto dovuto 10 tra dirigenti tecnici di Italgas Reti, ai quali è stato notificato anche un avviso di sicurezza. L'intera area resterà delimitata e interdetta al pubblico, messa in sicurezza e accessiva soltanto ai vigili del fuoco inquirenti e alle forze dell'ordine, e saranno ancora lunghe le indagini su quanto avvenuto. Il prossimo passo sarà capire cosa possa aver causato la rottura della rete di fornitura. Le ipotesi sono tutte da verificare. La prima vede protagonista un vecchio impianto, mentre la seconda prevede l'imprevisto di una frana, oppure potrebbe essere stata la mancanza di manutenzione a causare la tragedia.